Welcome to the midweek recap of English news from Italy and Friuli Venezia Giulia. Friuli Venezia Giulia invests in families, €600 per child and more support on the way. In Friuli Venezia Giulia, the regional government has approved more than 100 million over 3 years for its Dote Famiglie program, offering up to €600 a year per child, plus extra support for families with disabilities, to help pay for education, childcare, and activities. Versa submerged. Authorities and volunteers respond to the historic flood. Last November, unprecedented flooding struck Versa in Roman's Disonzo after 300 millimeters of rain caused the huge river to overflow, submerging parts of the town under more than 1.6 meters of water. More than 1,000 volunteers led relief efforts. Financial aid was quickly distributed, and authorities are now studying the river basin to prevent future floods. Ma io direi facciamo un passo alla volta. Intanto completiamo questo studio di impatto. Lo studio di impatto ci dirà quanto dobbiamo intervenire con interventi di manutenzione straordinaria, perché anche quelli bisogna farli. Poi sicuramente c'è un tema di adeguare, migliorare le opere di protezione. E poi bisogna capire, abbiamo visto che il fenomeno non è quello che è uscito qui, ma è quello che è uscito sopra. Quindi il problema di come contenere queste dimensioni di acqua che è arrivata e ha inondato completamente questa vasca. L'hanno ricordato anche i cittadini, questa è una vasca, no? E quindi è evidente che opere di protezione probabilmente si dovranno fare. Trieste police go armed, a new era of 24-hour community security. The municipality of Trieste has completed a multi-year plan to equip its local police with service firearms, supported by funding from the Friuli Venezia Giulia region. The program includes mandatory training, certified armorers, and regulated use of pepper spray to strengthen public safety. It is about the competence of the operator, which is in charge of the weapons, and which are the competences in charge of every single officer. And this is to explain what is the figure of the armorer itself. Today a press conference to take stock of the process of armament of our local police, but also to present the role of the armorer. Our local police has at the moment 5 armorers, but 2 other people will join the team soon. Friuli Venezia Giulia, driving innovation from the Adriatic to Europe. In Trieste, Friuli Venezia Giulia's 4th FVG Connect brings institutions and industry together around one common goal: building the digital infrastructure that will drive the region's future. Sono importanti perché sono momenti di confronto. FVG Connect, fra l'altro, è alla 4ª edizione. In tutte le altre precedenti abbiamo parlato di come la Regione sta lavorando, e anche il Governo, tutta l'istituzione pubblica, per creare le autostrade attraverso cui gli operatori devono lavorare. Oggi è un momento di confronto in cui le aziende che operano nel territorio chiedono un attimino all'istituzione pubblica come lavorare meglio. La Regione è impegnata in un'ottica di sburocratizzazione, di tutte quelle attività che sono connesse soprattutto al digitale, perché oggi la competizione, lo sviluppo del territorio passa attraverso le reti digitali. Quindi è un momento non solo di confronto, ma anche per capire qual è lo scenario attraverso cui le aziende si muovono, in modo da poterle supportare meglio. Sì, questo è un evento molto importante, ci sono molte imprese fondamentali per il territorio, ovviamente il porto di Trieste e Monfalcone, e si parla di innovazione e gli effetti dell'innovazione sui territori, per cui sono molto contento di portare l'idea e la progettualità dei porti di Trieste e Monfalcone in questo evento. €242 million to boost commerce and tourism in Friuli Venezia Giulia. On February 24th, Friuli Venezia Giulia unveiled a $242 million plan to boost commerce and tourism. Regional Councillor Sergio Emidio-Bini outlined new funding for businesses, historic shops, and hotels, aiming to simplify rules and strengthen a sector employing over 200,000 people.
Sì, novembre 25, oggi siamo a febbraio, quindi in pochissimi mesi la mia struttura, che devo ringraziare, è riuscita a mettere a terra, e poi andremo a presentare proprio il calendario del 26, tutti quelli che saranno i bandi e i regolamenti attuativi, quindi un ottimo lavoro, un bando, dei bandi che avranno delle coperture di risorse economiche significativissime, parliamo di 242 milioni già messi a disposizione, ma soprattutto che cercheranno di rispondere a quelle che sono le esigenze del mondo del terziario tutto, dove stiamo assistendo ormai da diversi anni a un cambiamento anche per quanto riguarda le esigenze del consumatore, dove ci sono dei settori che stanno tirando parecchio, ristorazione, alberghi, quindi tutto il mondo legato al turismo. Small village, big victories. Zapata honors its Olympic champions. In the alpine village of Zapata, residents gathered in the Fontana hamlet to celebrate hometown Olympians returning from the 2026 Winter Olympics. Biathlete Lisa Vitozzi captured gold and silver, while cross-country skier Davide Graz earned bronze, adding to the village's remarkable tally of 13 Winter Olympic medals. For a community of just 1,300 people, the celebration marked another proud milestone in its long winter sports tradition. Sanremo Festival begins. We took to the streets to find out, will locals be glued to their screens? Or is Sanremo just a background noise? You watching Sanremo? Yes, of course. Everybody's watching Sanremo in Trieste tonight. It's a special occasion to see all our singers singing around, our songs. We're very excited about it. Yes, probably on Saturday, because there is the final of the of Sanremo, and I think I will watch it. Maybe, yes, I don't know when, but most likely on Saturday because of the final of the contest. So, yeah. No, but just because it's not part of my culture, as I'm not Italian. I've never get used to watch it, and I usually don't even know at what time or what day of the week it's on. So I usually just listen to the songs after the show is finished. No, I think no. Maybe tonight. Watching Sanremo? Yes, from tonight it will start the Holy Week of Sanremo, and I will watch it every day. Thank you for watching in Trieste Web TV. We speak your language.